video. Proprio no? Qual è il primo posto? No, ma sono tutte. Adesso. Asca, lascia. Allora Massimo che pare. È mio zio. Ah, quello è tuo zio. Io non l'avevo conosciuto. Ah. Volevo dire, vabbè, vero, solo. Sportiva che ha organizzato questa manifestazione, o comunque più che altro un incontro tra amici, come di solito si capita tra noi, la società del Centro di Nervi, io voglio chiamare qui, io vedi. È sempre un piacere quando ci incontriamo, soprattutto perché è tra persone che vedono lo sport nello stesso modo. L'occasione per rincontrarsi, per giocare, divertirsi e per dare la possibilità anche ai bambini di capire quelli che sono i valori fondamentali di uno sport, cioè la solidarietà, la condivisione, proprio il condividere una passione per lo sport e per la vita in genere, per la vita. Io ritengo che dovremmo fare innanzitutto un applauso fortissimo a questi bambini che sono i protagonisti di questa giornata. Un applauso lo voglio fare soprattutto alle famiglie, perché oggi è da sottolineare cose importanti. Le famiglie hanno partecipato, molti si sono lamentati quando giochiamo, quando giocano, anche ora iniziamo, però devo dire che è fondamentale per i bambini, per un'attività sportiva che deve crescere l'attitudine delle famiglie. E oggi si è data una partecipazione semplice e quindi io vorrei ripassare alla ragazzi un piccolo pensiero alle società che hanno partecipato e quindi vabbè, Venosa è andata via, comunque c'era anche un pensiero per la scuola calcio di Venosa. Vorrei chiamare qui la società del Centro di Nervi e il piccolo della scuola calcio.